Abbiamo accolto con piacere l'invito del dottor Paolo Madeschi alla sua prima serata conviviale come neopresidente del Rotary Club. Vediamo il servizio. Buonasera dottor Madeschi, innanzitutto è la prima serata ufficiale. È la prima serata ufficiale ed è un po' diversa dal solito. Oggi abbiamo ospitato qui da noi Clown VIP, che è un'associazione, io ritengo molto importante in quanto molto utile per la popolazione che ha bisogno, e non solo gli ammalati, perché non so se voi lo sapete, non svolgono solo azione con i bambini come si pensa o gli anziani, ma vanno anche nei carceri, vanno dai disabili, vanno nella nostra famiglia, eccetera. Quindi è un'associazione molto importante e quindi voglio farli partecipare e trovare una collaborazione anche con loro. Come mai la vostra presenza a questa serata? Ma diciamo che il dottor Madeschi spera che nel futuro ci possa essere un'occasione di collaborare assieme a favore della casa di riposo di San Donà. Cosa fate in sostanza? Voi andate a trovare gli anziani, i bambini? Sì, in realtà la nostra attività si svolge in strutture essenzialmente dove si vive della sofferenza e si vive del disagio. Noi cerchiamo di donare la gioia, questo è quello che cerchiamo di donare, cioè un momento di spensieratezza, un momento di allegria, di risata che faccia mai dimenticare la situazione in cui si trova una persona. Sbirciando il menù questa sera abbiamo letto che la famiglia De Favari ha creato per l'occasione un piatto che avete chiamato Rotary 150 Italia. Da dove nasce quest'idea? È nata pensando ai 150 anni su una serata così importante e di poter così ricordare anche questo evento dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Presidente, quali saranno le prossime iniziative del Rotary Club? Le iniziative sono evidentemente sempre sul sociale, ne abbiamo diverse e io credo che la principale sia quella che sarà una campagna di prevenzione per il melanoma, cioè una diagnosi precoce per il melanoma che è molto in aumento e che vede la nostra zona del Veneto orientale, diciamo non solo San Donà, forse con un aumento maggiore di altre zone d'Italia, e quindi credo che un impegno su questo darà sicuramente dei frutti alla nostra popolazione.